vaccinati e la situazione ad oggi è sotto controllo sia per quanto riguarda i contagi che per i ricoveri. Ci stanno minacciando ad un obbligo vaccinale nel caso in cui fallisse il Green Pass. Attenzione che ha una bottiglia in mano, scusate, polizia, forza dell'ordine. Ragazzo col giubbotto nero, scusate, un altro ragazzo con la bottiglia di vetro, con la maschera. Polizia, forza dell'ordine. Beh, non si arriva con le bottiglie e una maschera nera, scusate. Scusate. Dietro c'è... Ok, vado avanti. Dicevo, siamo ghettizzati in maniera feroce. In nessun altro paese europeo è richiesto un lasciapassare per tornare a lavorare. Altri paesi nel mondo sono tornati alla normalità pre-Covid e l'Europa tace. Non viene anche a voi il sospetto che l'Italia sia stata presa come paese pilota? Dobbiamo però darci una mossa. Loro non si fermano, corrono veloci. Molte persone mi dicono, sapendo che faccio parte del gruppo, muovetevi, fate qualcosa perché la situazione sta degenerando, tra un po' mi troverò senza lavoro, ho un mutuo da pagare, ho una famiglia da mantenere. Quali segreti volete che vi svegliamo noi? L'unica cosa che ribadiamo da sempre è l'unione, perché solo con i numeri possiamo fare la differenza. L'11 c'era uno sciopero al quale hanno aderito pochissime persone. Sul gruppo discussione, visto che sono un moderatore, leggo tutti i messaggi dalla mattina presto alla notte tardi, veniva consigliato appunto di partecipare allo sciopero e hanno partecipato in pochi. Viene consigliato lo sciopero dal 15 al 20 e ci sono persone che hanno scritto lamentandosi che i giorni di sciopero non vengono retribuiti. Consigliamo di boicottare tutte le grandi catene e tornare a fare la spesa nelle piccole imprese locali e raccogliamo dissensi, perché è più scomodo, perché i prezzi sono magari poco concorrenziali. Rendiamoci conto che il mercato è in mano nostra, i nostri soldi, spendiamoli in modo intelligente, cominciamo a togliere potere a chi crede di averci in pugno e soprattutto muoviamo le chiappe dal divano! Libertà! 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 Sapete qual è la mentalità che loro conoscono bene di noi italiani? È quella di dire, beh, tanto, se anche manco io ci sono gli altri. Uno in più, uno in meno non cambia niente. Purtroppo, signori, non è così. Lo stiamo vedendo in queste ore con i portuali, onore ai resistenti, ma molti hanno già ceduto e la fiducia che avevamo l'altro giorno si sta già affievolendo. Capite che dobbiamo essere tutti uniti per cambiare le cose? Vi assicuro che se perdiamo questa battaglia non avremo molte altre possibilità. Dipende da noi. In ballo ci sono le nostre vite e il nostro futuro. Restiamo uniti insieme pacificamente e ne usciremo. Grazie, grazie mille! Questi sono i nostri volontari, persone semplici. Questa è una maglietta che diamo con un'offerta libera dagli 8 euro in su, per chi vuole la può trovare nell'angolo della mia sinistra, sotto il monitor. Allora faccio una precisazione, Fabiola, perché prima mi avevano riferito una cosa e ho comunicato male. Quindi non costa 20 euro, è un'offerta libera? È un'offerta libera per quelli che parte dagli 8 euro per coprire le spese. Grazie, se poi siete generosi anche passeremo con le cassettine. Adesso passiamo con le cassettine. 2 parole le vuole dire anche il mio collega, sempre moderatore del gruppo. Buonasera, buonasera pensanti. Buonasera a voi. Buonasera a voi. Che avete capito la tragicità del momento storico che il nostro paese sta vivendo. Buonasera a voi che non vi siete fatti ipnotizzare da una comunicazione di massa al servizio di un regime dittatoriale e pagato con i nostri soldi, aggiungo.
Una forza oscura vuole prendere il controllo delle nostre vite, demolendo quanto più possibile di umano, civile e citato nella nostra Costituzione. La politica italiana ha da tempo perso il senso nobile che grandi uomini tipo De Gasperi, Moro, Pertini e pochi altri gli avevano dato. Il sentimento di nazione e di popolo che avevano li portava a servire un paese che è arrivato ad essere la quinta potenza industriale al mondo. Quel risultato non è stato raggiunto grazie a leggi o banche, ma dal cuore di uomini che hanno utilizzato le stesse al servizio di un futuro fatto di istruzione, benessere, solidarietà e civiltà. La distruzione di tutto quanto di buono fu costruito in Italia con fatica, sudore, sacrificio e martiri sta vedendo oggi il suo apice. La Costituzione italiana, i diritti fondamentali dell'uomo, la solidarietà verso i più deboli, la sanità come diritto di tutti, il lavoro che dona all'uomo dignità, vengono oggi calpestati con una metodologia infame, vessatoria, bugiarda e sadica. Stanno tradendo, lo sapete, se siete qua perché lo sapete, stanno tradendo la fiducia di milioni di nostri fratelli verso le istituzioni per creare divisione e seminare odio. Tocca a noi tutti qui presenti in questa piazza, come in tutte le piazze d'Italia in questo momento, resistere e opporsi a questo piano di distruzione. A noi spetta oggi il sacrificio, il sudore, la sofferenza, la tenacia e forse il martirio che i nostri padri fondatori hanno dimostrato di avere e che fa la differenza tra noi italiani ed il resto del mondo. Siamo un popolo eccezionale. Siamo un popolo eccezionale, pieno di risorse umane, in un territorio senza risorse naturali. La ricchezza del nostro paese siamo noi, la nostra inventiva, la nostra creatività, la nostra cultura, il coraggio di tenere fede anche ai nostri valori. Sono tutte quelle qualità che ci hanno fatto emergere da periodi bui come il dopoguerra e sono delle qualità che oggi noi dobbiamo usare per ricostruire un paese che rischia di venire soffocato e ucciso nell'anima. Possiamo farlo, possiamo vincere, possiamo salvare quella grande casa che noi chiamiamo patria. Restiamo uniti, usiamo la testa, soprattutto usiamo la testa. Scacciamo la paura dai nostri cuori e risvegliamo il coraggio che abbiamo sempre avuto e combattiamo insieme per un valore più nobile del vile denaro. In queste piazze stiamo riscoprendo sentimenti di fraternità, sì, di benessere. E solidarietà assopiti di benessere di questi ultimi anni. Stiamo riscoprendo il desiderio innato di aiutare e rialzarsi chi è caduto al nostro fianco. Uniti siamo una grande forza. Il numero, signori, il numero è la nostra forza. Riempiamo oggi e per i tempi a venire, riempiamo i nostri cuori di coraggio, restiamo uniti sotto la nostra bandiera, al canto del nostro inno. E se non molliamo torneremo padroni del nostro destino, tornando a esercitare la nostra sovranità, che appartiene al popolo. Articolo 1 della Costituzione. Grazie mille ai nostri volontari di Veneto No Green Pass. Ci mettono anima, cuore, tempo, dedizione. Ci vuole il cuore. Grazie ancora, grazie, un abbraccio forte, grazie. Allora, prima di annunciare il collegamento, abbiamo un collegamento con il Messico. E la situazione ad oggi è sotto controllo sia per quanto riguarda i contagi che per i ricoveri. Ci stanno minacciando ad un obbligo vaccinale nel caso in cui fallisse il Green Pass. Attenzione che ha una bottiglia in mano, scusate, polizia, forze dell'ordine. Ragazzo col giubbotto nero, scusate, un altro ragazzo con la bottiglia di vetro, con la maschera. Polizia, forze dell'ordine. Beh, non si arriva con le bottiglie e una maschera nera, scusate. Scusate. Dietro c'è... Ok, vado avanti. Dicevo, siamo ghettizzati in maniera feroce. In nessun altro paese europeo è richiesto un lasciapassare per tornare a lavorare. Altri paesi nel mondo sono tornati alla normalità pre-Covid e l'Europa tace. Non viene anche a voi il sospetto che l'Italia sia stata presa come paese pilota? Dobbiamo però darci una mossa
loro non si fermano, corrono veloci. Molte persone mi dicono, sapendo che faccio parte del gruppo, muovetevi, fate qualcosa perché la situazione sta degenerando, tra un po' mi troverò senza lavoro, ho un mutuo da pagare, ho una famiglia da mantenere. Quali segreti volete che vi svegliamo noi? L'unica cosa che ribadiamo da sempre è l'unione, perché solo con i numeri possiamo fare la differenza. L'11 c'era uno sciopero al quale hanno aderito pochissime persone. Sul gruppo discussione, visto che sono un moderatore, leggo tutti i messaggi dalla mattina presto alla notte tardi, veniva consigliato appunto di partecipare allo sciopero e hanno partecipato in pochi. Viene consigliato lo sciopero dal 15 al 20 e ci sono persone che hanno scritto lamentandosi che i giorni di sciopero non vengono retribuiti. Consigliamo di boicottare tutte le grandi catene e tornare a fare la spesa nelle piccole imprese locali e raccogliamo dissensi, perché è più scomodo, perché i prezzi sono magari poco concorrenziali. Rendiamoci conto che il mercato è in mano nostra, i nostri soldi, spendiamoli in modo intelligente, cominciamo a togliere potere a chi crede di averci in pugno e soprattutto muoviamo le chiappe dal divano! Libertà! 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 Sapete qual è la mentalità che loro conoscono bene di noi italiani? È quella di dire, beh tanto, se anche manco io ci sono gli altri. Uno in più, uno in meno non cambia niente. Purtroppo, signori, non è così. Lo stiamo vedendo in queste ore con i portuali, onore ai resistenti, ma molti hanno già ceduto e la fiducia che avevamo l'altro giorno si sta già affievolendo. Capite che dobbiamo essere tutti uniti per cambiare le cose? Vi assicuro che se perdiamo questa battaglia non avremo molte altre possibilità. Dipende da noi. In ballo ci sono le nostre vite e il nostro futuro. Restiamo uniti insieme pacificamente e ne usciremo. Grazie, grazie mille! Questi sono i nostri volontari, persone semplici. Questa è una maglietta che diamo con un'offerta libera dagli 8 euro in su, per chi vuole la può trovare nell'angolo della mia sinistra, sotto il monitor. Allora faccio una precisazione, Fabiola, perché prima mi avevano riferito una cosa e ho comunicato male. Quindi non costa 20 euro, è un'offerta libera. È un'offerta libera che parte dagli 8 euro per coprire le spese. Grazie, se poi siete generosi anche passeremo con le cassettine. Adesso passiamo con le cassettine. 2 parole le vuole dire anche il mio collega, sempre moderatore del gruppo. Buonasera, buonasera pensanti. Buonasera a voi. Buonasera a voi. E avete capito la tragicità del momento storico che il nostro paese sta vivendo. Buonasera a voi che non vi siete fatti ipnotizzare da una comunicazione di massa al servizio di un regime dittatoriale e pagato con i nostri soldi, aggiungo. Una forza oscura vuole prendere il controllo delle nostre vite, demolendo quanto più possibile di umano, civile e citato della nostra Costituzione. La politica italiana ha da tempo perso il senso nobile che grandi uomini tipo De Gasperi, Moro, Pertini e pochi altri gli avevano dato. Il sentimento di nazione e di popolo che avevano li portava a servire un paese che è arrivato ad essere la 5ª potenza industriale al mondo. Quel risultato non è stato raggiunto grazie a leggi o banche, ma dal cuore di uomini che hanno utilizzato le stesse al servizio di un futuro fatto di istruzione, benessere, solidarietà e civiltà. La distruzione di tutto quanto di buono fu costruito in Italia con fatica, sudore, sacrificio, martiri, sta vedendo oggi il suo apice. La Costituzione italiana, i diritti fondamentali dell'uomo, la solidarietà verso i più deboli, la sanità come diritto di tutti, il lavoro che dona all'uomo dignità, vengono oggi calpestati con una metodologia infame, vessatoria, bugiarda e sadica. Stanno tradendo, lo sapete, se siete qua perché lo sapete.
stanno tradendo la fiducia di milioni di nostri fratelli verso le istituzioni per creare divisione e seminare odio. Tocca a noi tutti qui presenti in questa piazza, come in tutte le piazze d'Italia in questo momento, resistere e opporsi a questo piano di distruzione. A noi spetta oggi il sacrificio, il sudore, la sofferenza, la tenacia e forse il martirio che i nostri padri fondatori hanno dimostrato di avere e che fa la differenza tra noi italiani ed il resto del mondo. Siamo un popolo eccezionale. Siamo un popolo eccezionale, pieno di risorse umane, in un territorio senza risorse naturali. La ricchezza del nostro paese siamo noi, la nostra inventiva, la nostra creatività, la nostra cultura, il coraggio di tenere fede anche ai nostri valori. Sono tutte quelle qualità che ci hanno fatto emergere da periodi bui come il dopoguerra e sono delle qualità che oggi noi dobbiamo usare per ricostruire un paese che rischia di venire soffocato e ucciso nell'anima. Possiamo farlo, possiamo vincere, possiamo salvare quella grande casa che noi chiamiamo patria. Restiamo uniti, usiamo la testa, soprattutto usiamo la testa. Scacciamo la paura dai nostri cuori e risvegliamo il coraggio che abbiamo sempre avuto e combattiamo insieme per un valore più nobile del vile denaro. In queste piazze stiamo riscoprendo sentimenti di fraternità, sì, Scusami, di benessere e solidarietà assopiti di benessere di questi ultimi anni. Stiamo riscoprendo il desiderio innato di aiutare e rialzarsi chi è caduto al nostro fianco. Uniti siamo una grande forza. Il numero, signori, il numero è la nostra forza. Riempiamo oggi e per i tempi a venire, riempiamo i nostri cuori di coraggio, restiamo uniti sotto la nostra bandiera, al canto del nostro inno. E se non molliamo torneremo padroni del nostro destino, tornando a esercitare la nostra sovranità, che appartiene al popolo, articolo 1 della Costituzione. Grazie mille ai nostri volontari di Veneto No Green Pass. Ci mettono anima, cuore, tempo, dedizione. Cuore, ci vuole il cuore. Grazie ancora, grazie, un abbraccio forte, grazie. Allora, prima di annunciare il collegamento, abbiamo un collegamento con il Messico. Le ferite di questo paese che si divide fra una tragedia e una pagliacciata. La CGIL, per esempio, a proposito di pagliacciate, il sabato è chiusa, ma il 9 era aperta. Ora io vorrei chiarire, quando io in un mio post pubblico e in mie dichiarazioni pubbliche ho dato solidarietà alla CGIL, non ho dato solidarietà a Landini, ho dato solidarietà ad una istituzione perché noi abbiamo rispetto sacrale delle istituzioni. Landini ed altri le hanno tradite come hanno tradito i lavoratori iscritti ai sindacati, consegnandosi a derive politiche e affaristiche. Quindi separiamo e separate, perché il momento è buio e basta parlare alle pance, è ora di parlare alle teste. Ora, un signore che non conosco, che si chiama Goria, pubblicava ieri un post nel quale faceva riferimento ad una serie di circostanze del periodo bellico e aveva a scrivere una frase di estrema attualità. Sono abituati a manipolare la realtà accreditando a pochi i meriti di molti. Non ne possiamo più di questa buffonata dei partigiani, non ne possiamo più di questa buffonata della resistenza. Noi siamo patrioti e non partigiani e siamo quelli, perché diciamocelo, ma l'Italia chi la liberò? La liberarono gli alleati con le varie formazioni combattenti e non da ultima quella gloriosa brigata ebraica che sbarcò a Taranto e consentì lo sfondamento della linea gotica.
Ma non possono ancora oggi loro chiamarci fascisti e rivendicare un risultato storico che è di tutti. Noi siamo i patrioti, non siamo squadristi, non siamo fascisti, lo squadrista è Draghi! Il fascista si chiama Lamorgese! Poi potrei dire il cretino, ma dico ancora, il fascista si chiama Toti, quello che si è inventato una legge marziale sanitaria, non si sa dove l'ha letta, dove l'ha trovata, se se l'è inventata, ecco appunto, dico fascista per non dire cretino. Perché c'è di peggio. E allora c'è di peggio, c'è anche Brunetta. Ma su tutto lo scenario di un'Italia irrisa da tutto il mondo, censurata e stigmatizzata in tutto il mondo e da tutta la stampa del mondo, c'è questo signore che rappresenta la vostra salute, non la mia evidentemente, e che vorrei chiedere a quale magistratura dovremmo appellarci per vederlo in galera per strage e per l'ossessione di imporci vaccini che non sono vaccini, ma sieri igienici. Sperimentali! Grazie per la sua voce, grazie! Sperimentali! Sono quei sieri che ci hanno proposto almeno 80 con le pagliacciate, con le farse della forza pubblica, dell'esercito che blindava questo elisir di lunga vita e che oggi scaduti pretendono di imporci a più 30. Andate via, fascisti, criminali, criminali. E allora, e torno al discorso a monte. Noi siamo per le istituzioni. Le istituzioni significa il ritorno alla tradizione dell'Italia repubblicana, ai valori della Repubblica, a quei valori che spiazzando l'Italia ci hanno insegnato a Trieste. Fra 20 giorni, e precisamente il 26 ottobre, ricorrerà il 67esimo, se sono brava in matematica ma mi batte il bibitaro, anniversario del ritorno di Trieste all'Italia. E 26 ottobre. E Trieste oggi paga questo onore lottando per restituire la libertà a ciascuno di voi, e lo fa con una preparazione etica senza precedenti, senza distinguere fra vaccinati, sierizzati, non vaccinati, non sierizzati, ma operando una scelta che significhi Stato di diritto, che significhi libertà, che significhi Costituzione. Libertà! 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 E non posso, consentitemi una piccola deriva esterofila. I am dream. Anch'io ho un sogno, ma non è un sogno cinese, io ho un sogno italiano, per Dio! E lo possiamo realizzare per me, per voi, per i vostri figli, solo su un principio di unità, un principio di verità, un principio di lealtà, perché non si può andare avanti con un pazzo che naviga a vista e che ha ridotto il Parlamento, svuotandolo di ogni funzione, a solo prestatore d'opera.
e ratificatore dei suoi provvedimenti deliranti. Draghi è incompatibile con l'Italia ed è soprattutto incompatibile con l'Italia repubblicana. Ricordiamo che in quel 1992 indimenticabile egli giurò di annientare l'Italia. E allora non può aver giurato come premier di servire l'Italia, perché è un rinnegato, è un disturbato, è un delinquente, perché solo un delinquente senza dignità può mettersi in ginocchio, dall'acché dei poteri mondialisti più abominevoli, mettersi in ginocchio di fronte a una semi-analfabeta, disturbata, quindicenni o giù di lì, pagata e subornata per raccontare cazzate che devono atterrirvi. Basta! Non sanno più a cosa ricorrere. Arriva un altro virus, arrivano i marziani, questo ce l'ha detto, come si chiama quel tipo che ci dà del parassita a noi, da parassita? Cingolani, perché quando parla di noi parla dei terrestri, quindi egli è un marziano ed è qui in delega per l'invasione che subiremo. Wow! Ma quanti li vogliamo nominare? Ma vogliamo parlare della ferita di questo paese che è chiamato a subire il più abietto dei ricatti. Non lavori se. E non c'è nessuna forma di condizionamento che possa giustificare la privazione del lavoro in una persona. Poi passeranno ad altre privazioni e basta, e questo basta, dobbiamo dirlo in maniera corale. Io credo che il tempo delle piazze, carissimi veneti, non solo padovani, sia concluso. Tutto quello che dovevamo sapere lo sappiamo. Adesso è tempo d'azione, è tempo di raccoglierci informazioni che abbiano contenuto, che abbiano uomini che conoscono e praticano l'etica, uomini che possano tornare in piazza a dirvi: siamo tanti ma siamo uno, da nord a sud. Questo è importante perché la politica divisiva di questo governo è fatta contro di voi ed io non voglio più che voi andiate nelle piazze, perché avete visto il 9 e nessuno ha chiesto alla Lamorgese di dimettersi, alla Lamorgese che spacca un paese ma che spacca anche le forze dell'ordine, contrapponendo la parte sana della gente alla parte sana delle istituzioni. Vi prego, non prestatevi a questi giochi. La stagione delle pance, lo ripeto, è finita. Adesso abbiamo bisogno di nervi saldi, di lucidità, di capacità di non cedere a nessuna provocazione. Tenete duro, perché i tempi che verranno saranno ancora più duri. Tenete duro, ma saranno loro ad abbandonare questa nave che farà la fine del Titanic, perché non è una nave, è un coacervo di puttane e di delinquenti dei quali dobbiamo liberarci. E allora, poiché, e chiudo, vengo dal sud, noi al governo Draghi rispondiamo con la resistenza, perché egli è un rivoluzionario e noi gli spiegheremo cos'è la controrivoluzione, perché noi siamo i controrivoluzionari e non navigheremo a vista come lui, ragioneremo. E questo significa che partirà
da un posto dell'Italia che potrà essere la mia città piuttosto che la vostra, una nuova armata salsedista che liberi questo paese proclamando la libertà, la Repubblica con tutto il suo valore e il suo significato. La famiglia, la madre, il padre, le forze dell'ordine, le magistrature, le istituzioni nella loro sacralità e soprattutto Dio, perché ci hanno tolto anche a Dio e Dio maledica quel tipo o quei tipi che ad un popolo pretendano di togliere anche Dio. Il re è nudo, lo vedete tutti nella sua ripugnante nudità. E allora vi dico, lo ripeto, raccogliamoci, siamo la parte più forte del paese, abbiamo vinto le elezioni, investiamo questo patrimonio e presto, lo prometto, riusciremo a cacciarli. Abbiate fiducia in me. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva l'Italia! Tutti! Viva l'Italia! Benissimo, allora, in contrapposizione, vuoi stare con me a annunciare il grandissimo artista? Assolutamente. Abbiamo questo collegamento, ci attende da ore dal Messico e noi in contrapposizione all'apertura di quella porta che nemmeno voglio nominare, ma lo sapete tutti, al Quirinale che porta hanno aperto, noi adesso ci collegheremo, anzi prima faremo vedere dei pezzi diciamo su questo monitor qui, comunque potete sentire tutti dalle casse, di questo artista che ha creato questo portale, la Porta del Paradiso, per cui noi siamo luce, siamo esseri divini, dobbiamo solo ricordarcelo, siamo luce. Ornella, vuoi presentarlo tu? Emanuele Viscuso è il nostro più grande scultore nel mondo e quindi questa opera ha tutto il significato che egli poteva versare nel concetto e nell'affetto Italia. Ma vi dico di più, perché ve lo dirà anche egli. Il 30 avremo in Italia i G20. Diate una prova di compostezza. Alla chiesa di Bergoglio rispondete con la preghiera, quella che loro non vogliono. Noi crediamo in Dio, noi pregheremo perché Dio illumini e punisca questi criminali. Emanuele Viscuso. Vediamo se dalla regia parte il video. Inviatevi i numeri, mettetevi in contatto perché è importantissimo fare rete e sostenerci. Poi un'altra azione sono i contenuti, perché se noi andiamo a Roma e li togliamo non possiamo fare l'autogestione. Quindi stiamo lavorando con dei convegni, metteremo assieme tutti gli uomini capaci, ma dove la consapevolezza e la coscienza si unita al cuore. Prego, L'etica pubblica prima di tutto. Esatto. E poi vorremmo che fossero almeno alfabetizzati. Basta con i Di Maio, basta con i Bonifede, ma poi diciamolo pure, non è che Draghi abbia tutta questa cultura, Esatto. E quindi noi stiamo organizzando dei convegni proprio con le tavole rotonde aperte con medici, avvocati, economisti. Questi sono i primi tre temi importanti, poi c'è l'istruzione e quindi faremo un cammino parallelo a questo per costruire il nostro futuro. Noi qui... Per unire il paese che essi provano a dividere. Esatto, noi ci uniremo ancora con più forza! Non ci fermano, il cuore non lo ferma, la verità non la ferma nessuno. Ci ha provato qualcuno ma non ci fermano. E quindi su questo noi costruiremo le basi e saranno condivisi i contenuti con le persone, quindi ci saranno questi incontri. Posso fare una minaccia a questa piazza? Minaccia! Io torno,
Non mi sembra una minaccia, mi sembra che sia ben accolta. Anzi, io ne approfitto prima che parta il video, se riusciamo. Ce l'abbiamo qua, per cui se c'è qualche domanda io passo tra il pubblico, perché secondo me è felicissimo Ornella di dare qualche risposta. C'è qualche domanda tra il pubblico che volete fare a... Sono qui, eccola. Tu sei? Paola, volevo chiedere com'è possibile che il Parlamento e la magistratura stia zitta in questo modo. Sono stati pagati tutti? Mia cara, bisogna chiederlo al figlio di Bernardo Mattarella, non a me. Certo che sono stati pagati tutti, e sono stati pagati anche bene, se hanno trasformato un'emergenza in una condizione di iniquità senza fine. Venduti tutti. Traditori! Eccomi, Gabriele. Come sono messi dalla regia? Insomma sì, andiamo avanti, no? Ok, andiamo avanti, quindi abbiamo un po' di problemi tecnici con il collegamento. Benissimo, Ornella, tu rimarrai qua fino alla fine, giusto? Quindi, allora, se c'è qualche domanda, altrimenti noi... Madrina di quelle porte, ma desidero che la madrina di quelle porte sia questa città che ha già il privilegio di essere protetta dal nostro amato santo. Grazie Ornella, grazie di essere qui con noi e anche per i saluti finali. Allora, eccoci qua Gabriele. Eccoci qua. Allora, noi stiamo aspettando una grandissima donna, prima lo dicevamo, ha fatto proprio la resistenza da sola nel suo bar, nella sua torteria. Stiamo parlando di Rosanna Spaccari! Allora, era con noi al corteo. Qualcuno dell'organizzazione si faccia vedere. Sta arrivando Rosanna! Perfetto, eccola! Accogliamola questa grandissima donna con un grande applauso! Eccola Simbolo della resistenza, signori, un simbolo. Complimenti. Va bene. Buonasera a tutti, benvenuti, siete tantissimi, siete bellissimi, bravi. Allora voi vedo che fate parte della resistenza da un po' di tempo a questa parte. Vi racconto un pochettino della mia storia perché molti non sanno da dove arrivo. No, non sapete tutto. Allora, partiamo da questa cosa. Ho un percorso spirituale di 30 anni. Faccio naturopatia da 25, non faccio solo le torte le faccio per quale motivo? Perché ho deciso che facendo le torte avrei meditato, perché quando ero giovane facevo il Namyo-renge Kyo in continuazione, poi mi sono rotte le balle perché sono una che si rompe le palle presto e ho detto cosa posso fare invece di stare davanti al gonzo a pregare il Namyo-renge Kyo? Allora ho detto vabbè, tanto il mio lavoro mi piace, ho continuato su questo filone, ma fare le torte per me nell'ultimo periodo equivaleva a meditare, perché quando faccio le torte non c'è nessuno che mi rompe le scatole, perciò posso meditare. Avete capito da dove arrivo adesso? Perché ho fatto tutto quello che ho fatto. Purtroppo è capitato a me, poteva capitare a un altro, è capitato a me, ho dovuto affrontarla io questa cosa. Allora Allora, sono partita in marzo, no in realtà ottobre prima, a parlare con la gendarmeria fuori dal mio locale, parlando di Costituzione, di diritto internazionale, Convenzione di Oviedo, Codice di Norimberga, ma tutta la Costituzione l'avevo studiata più che potevo, quindi sapevo bene gli articoli, poi mi sono messa ad ascoltare anche tutti i giuristi, gli avvocati e poi ho studiato per conto mio, perciò in un certo modo gli ho fatto saltare tutti i DPCM. Per quello che non chiudendo non l'ho mai chiuso.
A tutti gli ordini non ho mai risposto, non ho mai chiuso neanche all'ordine del prefetto, mai. E io dicevo, non chiuderò mai, perché è il mio diritto a lavorare, perché voi togliete il mio diritto al lavoro, mi togliete il denaro, io devo guadagnare perché devo mantenere la mia famiglia, è un diritto di tutti. E ho parlato degli articoli della Costituzione, perciò gliel'ho messa nel culo, si può dire? Si può dire? Vabbè, culo, ok. Perché loro non pensavano che io parlassi, loro pensavano io che parlassi, cioè secondo voi, no? Se io vado lì davanti alla gendarmeria e dico io sono un essere umano libero sulla terra, sono uno spirito libero, cioè loro quelli mi facevano il TSO, avete capito? Allora ho dovuto parlare di Costituzione, non capivano un cazzo, zero. Non sapevano nessun articolo, ma neanche un zero. Dicevo, ma scusi lei, quell'articolo della Costituzione lo conosce, il 13, il 16, il 17, il 54, c'è gente, non sapevano nulla, e l'1, e il 4, e il 41. Io ho detto per lei lavoratori, e l'1, il 4 e il 41 sono tutti e tre. Non sapevano nulla. Ho detto, ma scusate, ma la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nell'articolo 3, cosa dice, no? Lo dice che siamo liberi, che non potete tenerci in schiavitù. Allora perché ci tenete in schiavitù? Non mi sapevano mai rispondere. Mai. Non hanno mai saputo rispondere. Quindi la mia è una lotta di diritto. L'ho detto giovedì mattina, insieme all'avvocato Fusillo al Tribunale del Riesame di Torino. Ho preso parola, signori, e ho parlato con la magistratura e ho detto quello che dovevo dire. Ho chiesto che loro, per cortesia, insieme a noi, visto che siamo in un paese ormai blindato, che è saltato lo Stato di diritto, che è tutto illegale, le leggi non vengono applicate, ho chiesto espressamente, insieme anche all'avvocato, prima lui poi io personalmente, che venissero applicate le leggi e che si fosse ripristinata la legalità. Vi assicuro che erano assolutamente imbarazzati, non riuscivano nemmeno a guardarci negli occhi perché non sapevano cosa dire. E a un certo punto mi hanno tolto la parola perché erano impanicati, non sapevano cosa dirmi, perché io ci sono andata giù pesante. Brava! Un grandissimo applauso! Brava! Coraggiosa! Abbiamo bisogno di voi dovete fare come ho fatto io. Tenere la schiena dritta e dire sempre di no. Perché oggi noi siamo tutti chiamati a ripristinare le nostre libertà. Lo vedete cosa hanno fatto a Trieste? Ci hanno dato un grosso input. Tiriamo sulla schiena, non diciamo sì a nessun tipo di posizione, né mascherine, né distanziamento, né nulla, perché è tutta un'imposizione falsa. Io vi dico la mia, per me non esiste nessuna pandemia che sia chiaro, punto, non c'è nessuna pandemia, non esiste. Allora è ora di finirla con tutte queste stronzate. Allora o noi tiriamo fuori i coglioni e facciamo quello che dobbiamo fare, o saremo destinati a essere schiacciati come dei vermi, e questo è quello che volete. Allora tutti schiena dritta e chi può, armi e bagagli e tutti ai porti, è chiaro? Brava! Devo dire ancora una cosa, scusate. Allora io devo dire una cosa per delle... Chiama e Paolo va a rispondere! Trieste! 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 Chiama e Paolo va a rispondere! Vi volevo dire una cosa che mi hanno chiesto, è da un po' di tempo che me lo chiedono, ma poi mi dimentico sempre. La mia lotta l'ho cominciata per i bambini, quindi mi raccomando, non mandateli a scuola con quelle cagate delle imposizioni delle mascherine, non vaccinateli perché vi ritroverete o morti o malati o sterili o tutto quello che volete. A casa mia ci sono 2 danneggiati da vaccino, non ve lo dico per niente, ve lo dico perché a casa mia abbiamo un problema di quel genere là, quindi io ho dovuto studiare prima che cos'erano i danni da vaccino. Sono 25 anni che studio le 5 leggi biologiche del dottor Hammer e ho capito che dall'inizio i vaccini non servono, da quando sono piccoli addirittura. È inutile che ci vengano a dire cose, perché durante il lockdown sono sparite le morti bianche dalle culle perché le mamme non potevano andare a vaccinare i bambini, non vi dice niente questa cosa? Aveva detto tanto.
E volevo fare un monito a tutte queste associazioni che portano via i bambini alle persone che non hanno i soldi per poterli mantenere. Lo Stato è criminale, li tiene in dittatura, non facendoli guadagnare gli porta via i bambini, li tengono dentro queste strutture e li vaccinano a forza. È una vergogna questa cosa qua, noi non dobbiamo più accettarlo! È un crimine contro l'umanità! Comunque mi fa piacere che tutte le persone che sono qua sicuramente hanno la schiena dritta e le palle d'acciaio. Come me, perché io vi posso assicurare che ho le palle d'acciaio e non ho paura, come ho detto, se devo morire io voglio morire con onore! Allora, vi volevo dire, se volete iscrivervi al gruppo Telegram Veneto No Green Pass vi daranno le indicazioni per andare a Trieste e Marghera, quindi se volete vi iscrivete, gruppo Telegram Veneto No Green Pass. Allora, mi sentite? C'è una richiesta d'aiuto sia da Trieste per le notti e adesso è arrivata una richiesta d'aiuto anche da Marghera. Quindi se vi iscrivete al gruppo ci mettiamo d'accordo 20-30 ogni sera, andiamo a Trieste e andiamo a Marghera, perché non gli permettiamo. Vabbè, non gli permettiamo di farci quello che stiamo facendo. Cristiano, gli facciamo fare un bel applauso. Cristiano, è da mesi, che lavora su queste cose. È da mesi che Cristiano, grandi applausi, più forte, non serve, più forte. Non sono solo, siamo un gruppo, noi di Veneto No Green Pass e voi! Ma sono tutti bravissimi questi ragazzi, anche Chiara che ho la quale parla prima. Vi dico due cose e poi me ne vado, lo so che gioco 3 balle. Allora, ho sentito dai portuali di Trieste, io il 18 sarò a Trieste, domani sarò a Treviso. Hanno chiesto aiuto tutti da stamattina, mi hanno chiamato anche da Genova, perciò tutti quelli di Torino partono e vanno giù a Genova, sappiatelo, ci siamo già organizzati. Io vado anche dai portuali triesti che mi hanno chiesto se potevo partecipare e stare un po' lì con loro, degli amici triestini, e ovviamente io non dico di no, vado dappertutto. Allora, se io vi devo trasmettere la forza che ho io ve la trasmetto, lo so che ve la trasmetto urlando, ma sappiate che io quando ho fatto quello che ho fatto, ho tirato fuori le palle per fare quello che ho fatto, ho usato la meditazione creativa prima, per capire cosa fare, e poi l'ho fatto, ed è successo una cosa, mi è venuto in mente mio nonno che è morto a 99 anni, ha fatto la guerra in Russia, mi ha insegnato lui a avere i coglioni quadrati, avete capito? Lui mi ha detto cosa bisognava fare, che bisognava sempre guardare i propri diritti ed informarsi bene di non credere a tutto. Era mio nonno che mi ha dato questo carattere qua, me l'ha formato lui, una persona che ha fatto la guerra. Allora voi dentro il vostro corpo avete il DNA dei vostri avi, voi avete l'informazione dei vostri avi che hanno combattuto per la libertà, tirate fuori i coglioni! Grazie per la grinta, la determinazione, il coraggio di questa donna che veramente davanti a tutta l'Italia ci dà un esempio di coraggio. Dobbiamo essere anche noi così, determinati, magari un po' meno parolacce, comunque determinati di cuore e coraggiosi. Adesso abbiamo sempre il collegamento e un altro intervento della diffida. Vediamo se possiamo partire. Forse Emanuele, stai vedendo la nostra diretta? Perché forse è quello che ci stava seguendo dalla diretta. Allora. No, vai tranquillo, tanto.
Eccoci qua, Gabriele, vieni. Devi abbassare un po' il tuo volume della diretta. Pronto? Ecco, ti sentiamo. Ciao! Io adesso provo a fare una cosa, ma questi cavi sono lunghi, si possono spostare? Volevo farti vedere il pubblico. Wow! Wow! Dico wow, ma in italiano avevo una bellissima parola che è caspita! Allora, un po' fai da te, comunque, eccoci, ci vedi? Sì, ciao Padova! Vi vedo ma vi sento a tratti. Eccoci qua. Ora non te... Ecco, Allora, siamo già in onda? siamo già in onda, siamo in diretta, siamo tutti orecchi per ascoltare cosa di bello hai fatto e sentito. Ci siamo sentiti prima e mi hai raccontato questa portale, un portale che per noi qui in piazza è una speranza. Ce lo racconti? Certamente. Chiara, io sono molto felice di stare con voi perché adoro la città di Padova, adoro tutta l'Italia, poi è piena di posti meravigliosi da adorare uno per uno e Padova è tra questi. E a Padova c'è il santo, siamo tutti devoti a Sant'Antonio di Padova, che credo che sia uno dei patroni d'Italia. Io sto cercando di portare l'Italia anche fuori Italia, l'ho sempre fatto perché quando vivevo in America, negli Stati Uniti, ho creato un festival di cinema siciliano e ho portato la cucina italiana nello spazio con la NASA, visto che ero in Florida, ho fatto un evento bellissimo che si è tenuto a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e adesso che sono in Messico sto creando quella che in fondo è casa mia, però io sono uno scultore, mi sono fatto una casa un po' scultorea che comprende anche un grande portale, il quale portale è stato iniziato a costruire 4 anni fa e l'ho finito ieri. Cioè è incredibile questa coincidenza temporale con l'inaugurazione della mia Porta del Paradiso che ho chiamato a Puerto Escondido, con l'inaugurazione della mostra con la Porta dell'Inferno in Roma. Mi sentite bene? Stiamo benissimo! E tu ci senti? Bene. Ma hai visto chi è qui con me? Ma certo, la madrina della mia porta, Ornella Mariani. Emanuele, ho tradito perché Maiora Fremont e ho deciso che madrina di questo evento sarebbe stata la città di Padova. Beh, tu eri già grande, però una grandezza come un'intera città, Vieni pure con un qui, grande Vanessa. santo, e sempre te per carità perché sei tu che hai dato inizio a tutto questo, per me è un enorme onore e piacere. Sono già vecchio, per cui il mio ego ormai è quello che è, non c'è bisogno di aggiungere, quindi non vado in solluchero. Io ti Il ringrazio. mio ego non va in solluchero, ma io sì, la mia anima sì, Io e ti il mio ringrazio spirito sì. a nome di tutti, uno per uno, per quello che hai fatto e colgo l'occasione per darti una notizia divertente. Le porte dell'inferno di Mattarella si aprono dall'interno. Intelligenti Quindi loro porca! è perché sono già all'inferno che le possono Ma ci andranno ancora più velocemente adesso. Bene, beh, le mie Perché a porte noi del provano ad imporre le maschere, a loro le maschere sono cadute. ecco, le hanno sempre avute, per quello le impongono anche agli altri. Senti, invece come la porta dell'inferno in fondo è una porta chiusa che devo avere e chiudere, la porta del paradiso è aperta, sono delle colonne attraverso le quali si passa, non c'è bisogno di aprire niente se non il proprio cuore, e questo è una bella differenza. È un portale sempre aperto. Io vi ho Emanuele, mandato l'inaugurazione che è avvenuta esattamente ieri, nel momento esatto in cui inauguravano le porte dell'inferno a Roma, io inauguravo le mie porte del paradiso. Ho fatto una diretta Facebook riuscita malissimo perché vabbè eravamo qui senza mezzi, non abbiamo
potenti mezzi a disposizione, gli amici erano volontari, così chi teneva la cosa, la costruzione è finita mezz'ora prima dell'inaugurazione, cioè il tempismo pazzesco. Allora, se mandate i video sarebbe bello, così vediamo quel momento lì di ieri. Sì, allora adesso non so se riusciamo a mettere in contemporanea, ma ci proviamo, i video, Ci provate? altrimenti tu riesci a condividere lo Col schermo. mio computer e vado lì sperando di non cadere. Ma che ore Perché in sono questi lì? giorni io non sono mai caduto nella mia vita, in questi giorni sono caduto 2 volte, una mentre provavo l'inaugurazione qualche giorno prima e una ieri durante l'inaugurazione. Mi sembrano strane queste cadute. Comunque, allora andiamo dove dobbiamo andare, sperando che la linea non cada. Se cade la riprendiamo. Qui siamo fuori. Ecco, io scendo degli scalini guardando gli scalini, se no mi rompo la faccia. Ci siamo. Mi sentite? Ci sentiamo benissimo! Fantastico, allora ci siamo quasi. Adesso mi girerò e vedrete il Adesso portale inizia un po' dietro di me. Ecco a qua. scatti, se lo puoi girare da qui. Ecco qua. Ecco qua. Si vede? Bellissima, wow! Questa è la Benvenuti! porta del paradiso. Vi abbiamo simbolicamente, ma non da poco, il simbolo significa aprire le porte del paradiso qui oggi a Padova, nel Veneto, in Italia! Per tutti, tranne per chi non se lo merita, e già sappiamo chi è. E comunque Dio la è porta con ha noi, un siamo grande... esseri spirituali divini e Dio ci guida ed è qui con noi. Ognuno le proprie porte! Dio con noi, anche il mio nome, Emanuele, è un nome che i profeti avevano dato al Messia. Esatto. E non so perché, ma mi hanno chiamato Emanuele, o forse lo so perché sono nato la notte di Natale. Mia madre mi ha detto che mi hanno chiamato così perché sono nato la notte di Natale, quindi ecco il perché. Allora, torniamo alla porta, ve la spiego. Come vedete è un portale con 6 colonne. Il timpano ha 7 anfore, che sono simboliche. Sono 7 come le 7 opere di carità e sono 7 come le virtù cardinali e teologali assieme, sono 3 e 4. Cioè, sono tutte cose che i cristiani e tutti gli uomini devono fare per entrare in paradiso. Sono cose facili, aiutare gli altri, assistere gli abbandonati, i malati, i carcerati. Sono cose che dobbiamo fare. E questo simbolismo è... Emanuele, se ci senti, adesso che l'abbiamo vista poi vuoi rientrare, altrimenti ci sentiamo a scatti. Io direi di procedere, no, con i nostri relatori. Ho un'idea, permettimi. Posso parlare? Sì? Se non si vede il momento dello svelamento del Tempio, non importa, tanto l'avete già visto. C'era anche la mia lettura del discorso del grande dittatore. Ve la posso fare io qua davanti, la leggo e basta. È come se fosse... Allora io preferirei che tu ce la leggessi. Ah, ok, benissimo, così si vede e si sente anche meglio. Io prima nel momento stesso dell'inaugurazione ho fatto un'invocazione a San Michele Arcangelo in latino, das et insidias diaboli, esto presidium, imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militiae celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum per vangantur il mundo divina virtute in infernum decrude. Amen. Amen, grazie. Così Poi, sia. con la musica che era stata creata per la santificazione di Papa Giovanni Paolo II, bellissima, che si intitola Cristo aperite portas, aprite le porte a Cristo, che non sentiremo, ma poi ve la andrete a cercare ed è perfettamente adeguata. Adesso io vi leggerò il discorso
che Charlie Chaplin, grande genio dell'arte filmica, ma l'arte è sempre una cosa importantissima nella cultura della storia. Della storia ci restano, se parliamo della storia greca, ci resta l'arte greca, le sculture di Prassitele, il Partenone, l'Eretteo, è la cultura quella che resta, è l'arte quella che resta, quindi l'arte è molto importante, qualunque essa sia. Ecco che un genio come Charlie Chaplin nel 1945 fece dire al suo grande dittatore questo discorso, perfettamente applicabile a tutta la storia e a questo momento. Emanuele, io ti chiedo di essere un po' più conciso perché siamo qui da tante ore in piazza e le persone stanno andando via. Alla lettura. Vai. Poi abbiamo anche un altro relatore, non scappate! Non scappate, 3 minuti prende la lettura. È proprio bella, ascoltatela. Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore, non è il mio mestiere, non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, ebrei, ariani, uomini neri e bianchi, e aggiungerei io, vaccinati e non vaccinati. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre, dovremmo godere della felicità del prossimo, non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca, è sufficiente per tutti, noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca verso le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà, la scienza ci ha trasformato in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità, più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno ravvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Persino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne, bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di discriminare, imprigionare e torturare gente innocente. A coloro che mi odono, io dico, non disperate, l'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero, è l'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori e il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo e qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a dei bruti, uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi reggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima, uomini macchine, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, voi siete uomini. Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore, voi non odiate. Coloro che odiano sono solo quelli che non hanno l'amore altrui. Soldati, non difendete la schiavitù, ma la libertà. Ricordate, nel Vangelo di Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non di un solo uomo o di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi, il popolo, avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi, il popolo, avete la forza di fare che la vita sia bella e libera, di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi, in nome della democrazia, usiamo questa forza, uniamoci tutti, combattiamo per un mondo nuovo che sia migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza. Promettendovi queste cose, dei bruti sono andati al potere, ma mentivano, non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Allora combattiamo per mantenere quelle promesse, combattiamo per liberare il mondo eliminando confini e barriere, eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti. Grazie! Ti senti? È un grandissimo applauso, tutto per te, grazie mille. Grazie da Padova. Guardate il branico, perché i lupi amano la libertà. Grazie,
grazie per questo collegamento, grazie Emanuele, ci sentiamo presto, grazie a Ornella che ci ha messo in collegamento. Un grazie di cuore, ciao, a presto, grazie. Benissimo, allora, per chi è rimasto qui, abbiamo ancora il nostro relatore Loris Palmerini. Prima di questo ci spostiamo di nuovo dal palco, anzi, Pedro scusa, vai sul Sapali, ok? E canteremo tutti assieme l'inno, apri pure, sì. L'inno europeo, che in realtà lo facciamo ripartire, scusa, apri pure tutto schermo. L'inno alla gioia, ricordiamolo, perché l'Europa dei popoli esiste, l'Europa è unita, possiamo rimanere. Le differenze dell'unità, si sente? Rialzate il microfono, diffondano la pace nel mondo. Regnino sempre in Europa la fede, la giustizia e la libertà dei popoli. In una patria più grande, cittadini, fiorisca l'Europa. Un'opera grandiosa vi chiama. Si congiungano le stelle, simbolo aureo del cielo. Grazie e viva l'Europa, viva l'Italia e viva la vita! Ritorniamo qui, non so chi ha la diretta, mi segua. Allora siamo qui, c'è Loris Palmerini che vi parlerà della diffida. Loris, sei pronto? Perfetto, prima ci hanno chiesto esattamente come possono fare, quindi anche molto tecnicamente spieghiamolo bene. Vieni qua, il palco è tutto tuo. Allora, intanto presentati. Allora, io sono Loris Palmerini, sono un attivista per i diritti umani da un quarto di secolo e ho fatto tanti ricorsi, ho fatto una legge regionale, eccetera. Allora, io prima vorrei fare un piccolo riassunto, tanto per capire dove siamo. Non vi dico cose che ho letto io, vi dico delle cose che sono state dette nella commissione parlamentare del Senato che sta facendo una inchiesta molto limitata sulla pandemia. In Portogallo dopo l'inchiesta hanno riconteggiato i morti, sono venuti fuori 150 morti. In Italia si sono opposti due partiti, non facciamo i nomi, Lega e 5 Stelle, ai poteri della commissione. Sono andati lì a parlare gli scienziati, i giuristi, i medici e gli hanno detto: i vaccini non funzionano, i vaccinati si ammalano e contagiano, manca l'emergenza sanitaria, manca la giustificazione del governo per un decreto legge emergenziale, è tutto fuori Costituzione, gliel'hanno detto i giuristi e gli scienziati. Abbiamo un problema, praticamente è un colpo di Stato. Allora, noi abbiamo un problema che un inquilino abusivo non sta rispettando il contratto. Tra parentesi, Mattarella è stato votato da metà Parlamento abusivo, che lo diceva la sentenza firmata da Mattarella. Allora, il problema è che questa gente noi dobbiamo farla sfrattare. Come si fa lo sfratto del governo? Perché c'è un contratto, si chiama Costituzione, e loro hanno violato il contratto. Allora io il giorno 8 ho spedito in nome del comitato che rappresento, che ha migliaia di iscritti, si chiama Comitato Diritti Umani, Economici e Sociali, ho mandato una diffida intimazione, cioè ho detto al governo: tu non puoi tenere il Green Pass così perché i vaccinati contagiano, quindi tu non puoi fare un'epidemia mandando in giro la gente non tamponata. Allora è ovvio che io non posso dire al governo, noi non possiamo dire al governo cosa deve fare, perché quella è la discrezionalità politica, tanto loro se ne fregano di quello che vogliamo noi, però gli possiamo dire
dire che così non lo fa. Così non si fa. No Green Pass. Niente Green Pass. Ok, gli ho dato un'intimazione. Oggi siamo al giorno 2 della dittatura, perché questa roba qui è contraria alla Costituzione. Allora adesso andiamo dal giudice a farli sfrattare. Noi questi qua li facciamo sfrattare, senza violenza, usiamo le vie legali. Come si fa? Semplicissimo. Denuncia per attentato alla Costituzione presso la Corte Costituzionale. Questo è il prossimo passo che faremo. Chiederemo alla Corte Costituzionale di processare tutto il governo e Mattarella, che sta firmando tutto quello che non deve. La morte è stata vietata, c'è anche l'ospedale psichiatrico. Allora, noi procederemo alla denuncia. Qualcuno dice, vabbè, ma tanto non faranno niente. Processeremo la Corte Costituzionale perché noi siamo i titolari del contratto. Loro sono nostri servitori, diceva qualcuno. Il contratto si chiama